applausi. Bagheria alla squadra di casa si schiera con Miceli in porta, un 2006 completo nero-azzurro. Lancio lungo ancora a cercare il numero 10, la palla sbatte sulla sua schiena, la palla è lì, arriva il destro e il Bagheria passa in vantaggio con la firma di Samuele Caracappa. Dopo soli 1 minuto e mezzo il Bagheria delle Città di Ville va avanti sul lancio di Costa alle Retrovie. C'è stata una spizzata, se lo prende poi va il cross in mezzo, non era male, interessante questo cross. Ecco il pallone fiorentino, quello contro il numero 8, prende il fondo fiorentino e passò bene su Colle, mette il pallone a rimorchio, grande incursione di Fiorentino che mette il pallone in mezzo a cercare Stassi. C'è stata la copertura, sto correndo Mutolo, si sbraccia in panchina, pallone in mezzo, completamente solo Procida, praticamente sulla linea di porta. Colley, cross di prima di Aprile che gira, Procida in difficoltà, pallone sul secondo palo, vola Miceli a toglierla da Calò che si è fatto trovare sul secondo palo. La Parmoval improvvisamente si è resa pericolosa per Anelli, largo Caracappa, Anelli lo serve, la posizione è regolare, Caracappa non prosegue ma va a destra a Giannone, la grande palla, Giannone controlla, destro incrociato, non riesce a dare potenza e compie la prima vera parata della partita. Ancora i Bagheria lì però col pallone riconquistato, Anelli che fa uno slalom pazzesco, Anelli, poi Tarantino in scivolata chiude, costretto a uscire dal campo Calò e lascia il posto Caronia. Cross di Caracappa, Stassi di testa, Tarantino poi ancora Stassi, 2 volte Giorgio Stassi, ancora lui, quinto gol in 4 partite, continua a segnare il numero del Città di Bagheria che esulta ancora, raddoppio al 22esimo. Cross sul secondo pericolo, Stella, Costa vola a chiudere, poi Messina raccoglie questo pallone, letto bene traiettoria sul secondo palo, interessante dove arriva Gaetano Zerbo che riapre la partita, posizione regolare, sussulto della Parmonval, gran palla messa da Messina e grande inserimento del numero 7 che va dentro la Caracappa, grande palla, si è alzata la banierina però. Probabilmente di Stassi, qui Tarantino ce l'ha con Caracappa che Caracappa gli ha calciato addosso nonostante il gioco si fosse fermato. Rosso per Tarantino, rosso per Tarantino, si gira e prova a mandare in porta a Stassi, la palla interessante, Caronia con l'intervento così riesce a rimediare, poi Caracappa riconquistato prova a calciare, è incrociato troppo stavolta, liberissimo Giannone riceve, Stassi ottima triangolazione, Giannone in verticale, grande palla dentro lo spazio per Minone che va col destro a incrociare e non trova la porta. Fiorentino, gran palla dentro per Stassi, in area di rigore, Stassi calcia forte, Polonia, poi arriva Minnone che si divora un gol clamoroso, prevaleggia ancora in aria, pallone largo per Giannone che a campo, uno contro con Di Maria, Giannone volante sul destro, Giannone destro, Polonia respinge e tiene a galla ancora la Parmonval perché riaprirebbe, andrebbe a risicare il Bagheria alle parti alta classifica perché arriverebbe a 7 punti, la Parmonval resterebbe a 9. Fiorentino, grande palla interessante, posizione di Giannone che salta Polonia, si allarga, Giannone si ferma, mette in mezzo, non ha calciato, ancora una volta Giannone perdona la Parmonval. Bello lo spunto su Caronia, Badami è fresco. Minnone arriva al limite, si appoggia sul Giannone largo Stassi, Giannone prova a calciare, ignando Stassi, pallone alto, vuole il gol Giannone a tutti i costi. 8 uomini di rigore e tutti a difendere del Bagheria, rappa in mezzo, troppo basso il corner, poi Colley su una palla che è rimasta lì perché non è riuscito a allontanare Stassi dalla banierina, rappa palla dentro, allontana probabilmente Procida, poi Messina gioca questo pallone male sul rappa, fischia l'arbitro, il Bagheria batte 2-1 la capolista Parmonval aspettando il San Giorgio Piana, ma questi sono 3 punti importantissimi per la squadra di casa